Ed eccoci di nuovo in studio. A Quartucciu nasce la comunità Casa del Sole per il sostegno dei nuclei mamma-bambino in difficoltà. La struttura a 200 metri quadri può ospitare 3 nuclei familiari per un massimo di 6 persone. Marco Lapicca. È stata inaugurata oggi a Quartuccio la comunità Casa del Sole, una struttura residenziale destinata a mamme e bambini. La comunità è stata realizzata dalla Fondazione Domus de Luna con il contributo della Fondazione Umanamente e di Enel Cuore Onlus, Fondazione Adeco e Fondazione Johnson Johnson. L'inaugurazione è stata preceduta da un convegno sui nuovi modelli di intervento sociale in Sardegna, al quale ha preso parte l'assessore regionale della sanità Antonello Liori. La Sardegna si è dotata di una propria legge nel 2005 e nel 2008 ha dato avvio a una serie di domicili che però sono ancora insufficienti e che bisogna diffondere nel territorio perché ci sia una risposta adeguata. Anche da parte dei tribunali ci sono difficoltà molte volte a indirizzare queste persone che hanno bisogno di protezione, di aiuto, di qualcuno che si prenda cura di loro. Pubblico e privato insieme spesso sono una sinergia davvero importante, segno di un'attenzione, di una civiltà che è in grado di dare risposte adeguate, almeno in questo momento, a questo mondo del disagio delle mamme in difficoltà. La Casa del Sole può accogliere fino a 3 mamme con rispettivi bambini per un massimo di 6 ospiti, donne che si trovano in situazioni di disagio perché vittime di violenza o maltrattamenti o perché incapaci di superare altri traumi o difficoltà. Ma è un'iniziativa assolutamente di pregio, perché se andiamo a vedere tutto ciò che sta succedendo in generale, la globalizzazione, la modernizzazione, una corsa sfrenata verso l'autodeterminazione, iniziative di questo tipo che sono di grande sensibilità nei confronti di chi soffre, sono delle iniziative importanti, soprattutto quando c'è il comune di mezzo ad affiancare il privato. L'intento della comunità, la Casa del Sole, è quello di creare un ambiente idoneo perché si trovi in difficoltà nell'affrontare la propria maternità e genitorialità, offrendo un sostegno alla relazione madre-bambino e un aiuto nel percorso di motivazione personale. La comunità di Quartuccio è il primo intervento in Sardegna nell'ambito di Casa Dolce Casa.